La stagione balneare a Jesolo è iniziata da una settimana e promette bene, grazie anche alla nuova campagna di comunicazione Jesolo Estate 2021 per la promozione della costa veneta lungo tutti i suoi 100 km di spiagge. La spiaggia è preparata, è pulita, gli alberghi sono aperti, i negozi stanno aprendo, fra poco partirà anche l'isola pedonale, siamo pronti. I turisti stanno iniziando ad arrivare, il segnale è positivo, ma non basta. La località balneare vuole rilanciarsi per l'imminente stagione mettendo al centro l'esperienza accumulata negli anni con un progetto di comunicazione massiccia e diverse novità sul fronte della promozione turistica che valgono quasi €500.000. Natura, ambiente, culturale, sportivo. C'è una vasta gamma di segmenti turistici che noi vogliamo offrire ai nostri turisti e sono sicuro che ci riusciremo. Ovviamente cerchiamo di fidelizzare il mercato nostro di riferimento, che è il mercato di area germanica, Svizzera, Austria, Germania, e spostiamo anche il focus su alcuni mercati dell'est che sono in rapido sviluppo. Le preoccupazioni non mancano invece agli albergatori, alla ricerca frenetica di personale, mancano lavoratori stagionali, gli hotel sono in media senza 3 lavoratori su 10, cuochi, maître, camerieri e tante altre figure professionali sono sempre più difficili da trovare per un totale che si assesta attorno al 30%. Non è una novità, è qualche anno che ci trasciniamo questo problema della reperibilità di alcune risorse, quindi non stiamo affrontando una situazione nuova. È evidente che la situazione è quella che è e il sistema non ci permette di andare oltre, ma probabilmente quando l'anno scorso noi per primi cercammo di spingere in realtà la decontribuzione dei rapporti di lavoro proprio per incentivare il maggior numero di assunzioni e renderle sostenibili, forse il mondo del lavoro doveva accompagnare il mondo delle imprese in questa battaglia e qualche posto di lavoro in più ci sarebbe stato.